Storie. Va ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Grazie, eccoci di ritorno Carlo Lorenzo. Allora, storie di tutti i giorni, storie di brava gente avrete ascoltato qui sulle frequenze di Radio Libertà la canzone di Riccardo Fogli. E sì, perché sono esattamente le 16:02 e noi diamo il via alla nostra Pop Economia e anche oggi i nostri microfoni sono prestati alla voce di chi lavora. Ma mi piacerebbe anche molto sentire le vostre voci, cosa pensate, tutte le domande che volete farci. Quali sono i numeri dove chiamare, Lorenzo? Allora, il numero da chiamare per la diretta, per intervenire in diretta è lo 029294 7222. Invece, se volete mandare dei messaggi WhatsApp, il numero è 340 670 9659. E allora chiamateci e ascolteremo tutte le vostre voci, le vostre domande e parleremo insieme perché torniamo, ve lo avevo detto, ve l'avevo anticipato, anche oggi sul caso Stellantis. Avrete ascoltato, cari amiche e amici di Radio Libertà e di Pop Economia Rumore, la crisi dell'auto investe la UE. La Germania è sotto shock, pensate, 3 stabilimenti Volkswagen chiuderanno e 10 sono in bilico, stanno ballando, sono in crisi. E poi c'è una brutta notizia, un brutto taglio, quello di 4,6 miliardi al fondo per l'auto. Il ministro Urso rassicura e dice sosteniamo tutto il settore, le imprese e la filiera, ma sono decine di migliaia i posti di lavoro a rischio. E lo stesso ministro dice l'industria dell'auto rischia di non esserci più. In questi minuti, proprio in questi minuti, il Mattino titola Tremano gli stabilimenti di Cassino e Melfi. E che cosa succede da quelle parti? Ve la ricordate voi la mitica 126 di color rosso targata Fiat? Beh, era prodotta proprio a Piedimonte San Germano, uno stabilimento importantissimo, storico, nato nel 1972, che in questo momento è in gravissima crisi. E dopo le voci di Salvatore Silvestro da Pomigliano d'Arco e l'altra voce martedì scorso di Vito Petragallo, oggi sentiamo un'altra voce, quella di chi lavora. È con noi Mario Cavacece, operaio reparto presse dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone vicino Cassino. Benvenuto Mario. Buonasera, grazie. Buonasera. Ed è un piacere ritrovare perché ci spiega sempre meglio cosa sta accadendo e so che l'UGL ha fatto un comunicato, una nota molto dura su questo taglio di cui vi parlavo, 4,6 miliardi al fondo per l'auto. Il segretario per i metalmeccanici, il segretario generale dell'UGL, Antonio Spera. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Settore metalmeccanici sta seguendo tutti i tavoli e molto la questione e sempre il nostro professor Marcello Gualtieri, economista di riferimento, columnist di Italia Oggi. Ben ritrovato. Buonasera Alessandra, a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora Mario, che cosa sta succedendo lì a Piedimonte San Germano? L'ho appena detto, uno stabilimento importantissimo, storico, nato nel 72, però c'è uno scherzo che non è uno scherzetto di Halloween, ma uno scherzaccio, perché in questo ponte di festività dal 31 al 6 novembre c'è uno stop alla produzione e poi ci saranno altri stop, così sono stati almeno annunciati. Uno stabilimento che negli anni '80 quanti lavoratori contava, Mario? Raccontaci un po', inquadraci un po' quello che è Piedimonte San Germano per far comprendere a tutti l'importanza di questo polo. Di nuovo buonasera. Lo stabilimento di Piedimonte San Germano è sicuramente uno dei più importanti e storici d'Italia, insomma. È uno stabilimento che negli anni d'oro, negli anni '80, è arrivato anche ad ospitare 12.000 operai. Ma diciamo per avere un quadro un po' più concreto, un po' più a breve termine, diciamo che in solo 6-7 anni fa eravamo più di 4.000 e adesso siamo a 2.500 operai, con un dato che dovrebbe ancora scendere nei prossimi mesi, anni sicuramente.
Viviamo da anni praticamente con la cassa integrazione, quindi si lavora molto saltuariamente e già il nostro sito è sceso da fare un doppio turno produttivo, adesso lavoriamo già da qualche anno solamente sul turno di mattina e questo naturalmente comporta che tante persone non riescono a lavorare il minimo indispensabile del mese. C'è anche chi lavora solo 3 giorni, chi lavora 10, chi lavora 12, 13, insomma. Questo è un po' il quadro generale. Il quadro è generale, ma è anche un quadro drammatico perché molti sono, tu mi hai detto, in ballo, no? Ci sono questi posti di lavoro che tremano e poi voi vi siete molto, diciamo, rassicurati e ripresi con l'arrivo di Marchionne per ripercorrere un po' la storia, no? Che vi aveva dato delle rassicurazioni. Ora invece so che anche il CEO di Stellantis è venuto qualche tempo fa lì giù. Come stanno le cose proprio a livello concreto? Guardi, sì, abbiamo vissuto degli anni sicuramente dove anche con Marchionne si è lavorato molto di più. Diciamo negli ultimi anni sono stati anni un po' strani, nel senso anni dove comunque ci siamo trovati di fronte a questo cambiamento con la fusione di Stellantis, fusione acquisizione di Stellantis al nostro gruppo e quindi diciamo è uno stabilimento che negli ultimi anni è cambiato molto e totalmente. Da una parte ci sono stati fatti tanti investimenti perché diciamo noi comunque ci è stata assegnata una piattaforma importante come la piattaforma Stella Large, che comunque diciamo in prospettiva ti dà un Che futuro. sarebbe la piattaforma Celage? Cerca di spiegarci che cosa È una consiste. piattaforma diciamo di macchine che possiamo costruire qui a Cassino, però macchine di alta gamma, macchine premium, insomma di un segmento alto. E infatti noi comunque qui a Cassino in questo preciso momento facciamo 3 modelli che sono il Maserati Grecale, l'Alfa Stelvio e l'Alfa Romeo Giulia, quindi non utilitari, diciamo così. Non utilitari. E l'UGL, segretario Spera, ha fatto una nota molto dura per questo taglio, se rincorrono in questo momento le notizie, al fondo per l'auto. Di che si tratta? Ma abbiamo appreso dagli organi di stampa che probabilmente nella nuova manovra finanziaria, siccome sappiamo tutti che la coperta è sempre la stessa, quindi si cerca di allungarla da una parte e dall'altra, però poi alla fine quando si tira da una parte si scopre dall'altra. E quindi noi sui 5 gruppi di lavoro che avevamo costituiti al Ministero del Made in Italy, con il ministro Urso avevamo fatto questi 5 tavoli di lavoro dove avevamo già discusso dei fondi che il governo aveva già in cassa e che erano a disposizione per il quinquennio per i prossimi investimenti sulla transizione energetica. Naturalmente bisognava continuare a lavorare su quei tavoli per capire come praticamente spendere quei soldi e come si potesse aiutare le aziende praticamente a cambiare l'attuale attività di produzione che era tutta concentrata sull'endotermico e naturalmente facendo degli investimenti sulla transizione. Naturalmente erano risorse che sicuramente non bastavano per coprire tutta quanta la filiera, soprattutto quella dell'indotto dell'automotivo, ma c'era bisogno anche di risorse importanti anche da parte dell'Europa, perché la transizione non la possiamo fare soltanto noi con il governo italiano. E poi ieri è uscita questa notizia, durante i lavori probabilmente di commissione, qualcuno ha fatto saltare fuori la notizia che probabilmente questi fondi dell'automotive saranno destinati naturalmente sul discorso della difesa. Io credo che la difesa è un argomento importante dove noi abbiamo l'eccellenza di aziende italiane, quindi come Leonardo, come la Thales, abbiamo aziende importantissime, insomma, e che però purtroppo le risorse per quanto riguarda l'automotive vanno incrementate, non vanno tolte. Sicuramente ci saranno degli accorgimenti, ma io non immagino che il governo, insomma, prenda 4 miliardi e 6 e destini da un'altra parte, lasciando sguarnita tutta quanta la parte dell'automotive. È impensabile una roba del genere. È impensabile. Professor Gualtieri, tutta l'Europa è in crisi, lo accennavo poco fa, però la crisi italiana a noi è quella che preme di più. C'è molto conflitto in queste ore tra Stellantis, Tavares e Confindustria. C'è uno scontro che fa scintille. Cosa pensa?
Beh, penso che ovviamente Tavares cerca, come dire, nemici per distrarre l'attenzione da quelle che sono le sue colpe oggettive. Cioè, Tavares dovrebbe occuparsi di trovare una risposta, ma ormai io su questo sono abbastanza pessimista, trovare una risposta alla crisi, non in generale dell'auto, dell'elettrico, perché ovviamente non è nelle sue possibilità, ma sicuramente una risposta alla crisi di Stellantis. Quindi dovrebbe concentrare le sue diciamo, energie su questo, ma sono abbastanza pessimista, non vedo nessuna, nelle ultime settimane, direi negli ultimi mesi, non ho sentito nessuna idea concreta, al di là di quella di chiedere soldi come incentivi all'acquisto in Parlamento a Roma, al di là di opporsi ai dazi cinesi, alle auto cinesi, senza però proporre alcunché di alternativo. E quindi francamente a fronte di uno stipendio che ricordiamo è di 24 milioni di euro all'anno, credo che sia legittimo aspettarsi qualcosa di più, e da parte degli azionisti credo che sia a questo punto doveroso pensare rapidamente a un cambio al vertice, perché questo manager si è dimostrato incapace di traghettare l'azienda fuori da questa situazione oggettivamente complessa, ma davanti a una mancanza di idee così clamorosa come quella di cui prendiamo atto giorno per giorno da parte di Tavares, mi sembra veramente troppo. Quindi da un lato credo che anche gli azionisti si debbano dare da fare rapidamente e cambiare per un cambio della guardia molto 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 veloce, perché non vedo, cioè non è soltanto la fotografia che mi preoccupa, c'è questo dato che c'è in Italia, che c'è in Germania, la problematica Ma della cosa le concorrenza preoccupa? Cosa le preoccupa? la mancanza di prospettive, la mancanza di soluzione, la mancanza di un piano industriale per traghettare fuori Stellantis da questo come dire, da questo momento critico molto difficile. Cioè io non vedo una cosa per cui diciamo va bene, allora abbiamo davanti 18, 24 mesi, 36 mesi di difficoltà, però alla fine c'è un progetto industriale per uscire da questa situazione. Non c'è una progettualità, Non c'è niente. Segretario Spera, tutte le colpe vanno su Tavares, no? La pistola fumante è quella, è puntata su Tavares, ma anche il governo può fare qualcosa e sta cercando si cercano dei tavoli con il sindacato, con le imprese. Il 30 che cosa succede? Ma noi ci auguriamo che comunque il 30 venga fuori qualche cosa di importante che che crei le condizioni per degli impegni importanti nei confronti di tutto quanto il settore, ma non solo italiano, dell'Europa, perché come diceva lei prima, ormai ogni giorno salta fuori un'azienda che annuncia chiusure e licenziamenti di stabilimenti di lavoratori. Come andremo incontro anche nei prossimi giorni anche per quanto riguarda gli elettrodomestici, perché pensate che gli elettrodomestici è la stessa questione, insomma, dell'automotive, perché sia Electrolux che Whirlpool, oggi Beko, perché Beko ha assorbito, Arçelik ha assorbito il 75% di Whirlpool EMEA, sicuramente dopo aver chiuso 2 stabilimenti in Polonia avrà ancora altre criticità e sicuramente le avrà anche in Italia. Infatti il 7 c'è già un nuovo incontro dopo tanto tempo con la nuova proprietà Arçelik, che è un'azienda turca che ha rilevato il 75% di Whirlpool EMEA, e naturalmente è un mercato che è completamente fermo, quello europeo dell'EMEA degli elettrodomestici. E quel poco che si fa praticamente arriva la maggior parte della produzione arriva dai paesi asiatici, quindi avremo anche nei prossimi giorni difficoltà anche per quanto riguarda gli elettrodomestici. È un settore molto più piccolo che però purtroppo, cioè fortunatamente in Italia abbiamo diversi stabilimenti di 2 gruppi importanti come Electrolux e come ex Whirlpool, che naturalmente saranno ancora impattati, perché sono stabilimenti che sono fortemente impattati anche loro
la cassa integrazione. Quindi c'è veramente bisogno di una politica industriale che vada in quella direzione. Ormai i tavoli territoriali si susseguono, l'annuncio della nuova lanciagamma che verrà prodotta nello stabilimento di Melfi nel 2026 completamente elettrificata, sono buone notizie e fanno parte del piano industriale di Stellantis. Però non sappiamo fino a come arriveremo al 2026, ma per arrivare al 2026 manca un anno e mezzo e non sappiamo se ci saranno anche i fondi, ci saranno i soldi per comprare quelle auto, perché sono auto che costeranno avranno un certo peso economico, perché naturalmente sarà difficile anche accedere insomma ad acquistare quelle vetture elettriche, perché come avevamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, oggi ormai le auto elettriche si comprano soltanto se i vari governi europei ci mettono gli incentivi, se no è difficile realmente arrivare a comprare una macchina. Quindi c'è bisogno di togliere quei paletti che praticamente vincoli le produzioni dell'endotermico a basse emissioni e bisogna spostarle più avanti, se no le aziende non producono più per non incappare praticamente sulle sanzioni messe dalla Commissione europea. Ecco, Mario, qual è il clima? Facci sentire, facci capire, qual è il clima a Piedimonte San Germano? Ripetiamo i numeri, per favore, Mario. Tu mi hai raccontato che negli anni 80 era oltre 12.000, capito bene? Li hai detti prima perché non si sentiva bene la voce. Poi sono diventati negli anni 2.550, insomma, ora siete un numero molto minore, ma qual è il clima che si respira a Piedimonte San Germano? Guarda, il clima è disconforto, forse la parola esatta è disconforto, perché la gente comunque vorrebbe ritrovare al più presto una stabilità lavorativa e soprattutto le loro famiglie vorrebbero ritrovare una stabilità economica, che praticamente con tutti questi anni di cassa integrazione si è persa, sia l'una che l'altra. E quindi diciamo, ecco, come diceva... Tu hai fatto cassa integrazione, Mario, la tua esperienza personale qual è stata? Sì, beh, tutti abbiamo fatto cassa qui, diciamo, nel nostro stabilimento. Diciamo, io sono l'operaio del reparto press che è, diciamo, l'unico, diciamo, dove lavora un po' di più perché lavoriamo per tutti i siti d'Italia e anche d'Europa. Però, diciamo, siamo un 400-500. Il restante 2000 che la carrozzeria è legata alla carrozzeria, praticamente ci convive con la cassa da anni. Può essere 5 giorni al mese, come può essere 12, come nel periodo estivo c'è stata una chiusura di 1 mese e mezzo. È stata la chiusura di 1 mese e mezzo. Che cosa vuol dire cassa integrazione per i lavoratori? Segretario Spera, cerchiamo di spiegare che cos'è la cassa integrazione, cosa vuol dire per una famiglia, per un nucleo familiare dove lavora una persona soltanto. Ma è molto complicato vivere con la cassa integrazione perché molte famiglie sono monoreddito e molte famiglie hanno anche un fitto, molte famiglie possiedono anche una piccola autovettura, quindi devono pagare le bollette e con 1.100-1.150 euro al mese praticamente è veramente complicato vivere. Naturalmente c'è una differenza tra nord e sud, però il peso della cassa integrazione incide fortemente nel paniere familiare, quindi è veramente, veramente complicato. Noi abbiamo anche chiesto, e sembra che ci siano le condizioni anche in qualche regione di un'integrazione praticamente al reddito da parte delle regioni, come l'abbiamo sottoscritto già qualche anno fa per i lavoratori dell'Ilva, sia di Taranto, di Novi Ligure, di Genova, dove c'è un sostegno al reddito praticamente che va a recuperare quella parte di salario che perdono i lavoratori. Però immaginate se un'operazione del genere bisognerebbe farla in tutti quanti i stabilimenti dell'automotive, ma non solo, come vi dicevo, anche degli elettrodomestici, perché saranno impattati, sono già impattati fortemente anche quei siti. Quindi bisogna creare le condizioni, innanzitutto, come abbiamo detto già nelle precedenti trasmissioni, di creare un ammortizzatore che sia esclusivamente per l'automotive, perché è un settore fortemente impattato, dove l'indotto praticamente continua a perdere pezzi perché chiudono le piccole aziende dell'indotto. Purtroppo
sono notizie che arrivano da diversi territori che sono completamente in difficoltà perché i contatori degli ammortizzatori sono completamente azzerati, quindi bisogna rimettere in piedi un nuovo contatore di ammortizzatori che sia esclusivamente per l'automotive. Ne abbiamo parlato anche con la ministra Calderone, dove si è detta disposta a trovare delle soluzioni, però credo che entro fine anno bisognerebbe creare un'opportunità che sia diversa da questo attuale, perché sarebbe un disastro soprattutto per quanto riguarda l'indotto, perché l'indotto è talmente impattato che praticamente saltano le aziende dalla sera alla mattina. Dalla sera alla mattina. Mario, qual è la tua giornata lavorativa? Raccontaci, e poi se posso chiedere quanto guadagni. Ma guarda, come ha detto Antonio, lo stipendio va da chi lavora di meno sui 1100-1200 a uno stipendio medio, diciamo, sui 1400-1500. Naturalmente facendo solamente il turno di mattina, comunque lo stipendio è più basso, si perdono gli incentivi per la notte, il lavoro notturno, quindi una tu vieni media... da un turno di notte, vero? Mi dicevi che hai fatto il turno della notte. E come si svolge il turno della notte? Raccontaci un po'. Ma guarda, il turno di notte è come quello di giorno, da noi non cambia nulla. Facciamo le stesse identiche cose, la produzione da noi è divisa su 3 turni, proprio perché abbiamo comunque delle richieste in tutti gli stabilimenti, però a livello lavorativo non cambia rispetto al giorno, diciamo, è molto simile. Molto simile. Quanto sei legato tu allo stabilimento di Piedimonte San Germano? Perché ho ricordato c'è una storia molto lunga, no? Affettivamente legato. E che cosa ti aspetti di fare nella vita se un domani dovessi lasciare? Guarda, per farti capire, mio nonno lavorava nello stabilimento di Piedimonte San Germano, mio padre e mia madre hanno lavorato nello stabilimento di Piedimonte San Germano, diciamo, e tutta la famiglia siamo molto legati a questo sito, ma non solo la mia famiglia, tutto il territorio è molto legato, perché qui, diciamo, nel Basso Lazio è tutto collegato alle sorti positive, come negli anni d'oro della Fiat, o negative, come negli anni adesso di Stellantis, è strettamente legato, quindi una crisi di Fiat Stellantis è come dire una crisi del nostro territorio, del Basso Lazio. Benissimo, abbiamo una telefonata, credo che è una signora nostra affezionata ascoltatrice. Lorenzo, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, chi è che parla? Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Carissima signora Lisetta, io la prego semplicemente di essere strasintetica perché dobbiamo chiudere a brevissimo. Io avevo chiesto anche prima, ma non era possibile. Allora, secondo me la crisi è grave, servono imprenditori, signori. Allora, Mirafiori e Pomigliano d'Arco sono il 17° anno consecutivo di cassa integrazione. Prima cosa. Secondo me occorrerebbero imprenditori e non finanzieri. Lo stesso Tavares è stato sconfitto dal flop uso e sta per essere abbandonato dagli azionisti, come avete detto voi, che contano insomma. Per salvare l'auto con imprenditori in fuga occorrerebbe volontà politica soprattutto chiara, ma l'unico in Europa con idee è Macron, che vuole fondere Stellantis e Renault. Da noi ragazzi silenzio e cassa integrazione finché dura, dico io. Vi saluto. Grazie della sintesi, signora. Professor Gualtieri, proprio in questo momento sto guardando la notizia. Tavares potrebbe lasciare prima del previsto con una buona uscita di 100 milioni. Che ne pensa? Meglio che lasci? Prenda, diciamo così, il maloppo e vada via? Velocissimo perché stiamo chiudendo. Abbiamo un minuto meglio soltanto. che lasci, ovviamente ingoiare 100 milioni di buona uscita è un rospo durissimo perché grida vendetta. Non li merita. Se un manager guadagna, li merita, perché no anche 100 milioni? Perché no, ma lui non li ha più. meritati. Grida vendetta, Mario Cavacece? Questa buona uscita di Tavares e lo stipendio del CEO di Stellantis? Chiudiamo? Sì, quando meno ci lascia un po' allibiti, una cifra così ti lascia comunque a bocca aperta. E se segretario Spera, nella sua esperienza di combattimento tutti i giorni nel difendere i diritti sindacali dei lavoratori, come la vede lei? Di fronte a queste cifre, cosa pensa? Sono cifre che io consiglierei all'amministratore di comprare le azioni di Stellantis, come hanno fatto tanti dipendenti e come abbiamo fatto tutti quanti noi. Quindi se questa è la buona uscita, sarebbe una buona azione, visto che insomma il suo stipendio da manager che ha rilevato un'azienda, la PSA, che era
era quasi fallita, insomma, ai minimi storici, l'ha riportata a grandi livelli, ha guadagnato tantissimo, quindi anche tutto quello che praticamente gli è stato dato da parte delle aziende, è arrivato anche il momento che ognuno faccia la propria parte, quindi consiglierei all'amministratore delegato di investire anche lui nelle azioni di Stellantis. Chissà se ci ascolta e chissà se la politica ci ascolta. Ho tante sorprese su Stellantis. Andiamo passo dopo passo perché ho la sensazione che sia una vicenda destinata a fare ancora più rumore. Intanto prepariamo la nostra uscita perché il primo blocco termina qui. Vi saluto, vi ringrazio. Ciao Mario Cavacece. Tieni duro, mi raccomando, ci sentiamo presto. Grazie segretario Spera, grazie sempre. Buona serata a tutti. E un caro saluto al professor Gualtieri, un ringraziamento sempre ovviamente Grazie. anche a lei. Buona serata a tutti. A tra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Va ora in onda Rumore. Torniamo in onda con Rumore. Alessandra, a te la linea. E allora sono le 16:29, siete sempre collegati sulle frequenze di Radio Libertà e questo è Rumore e tutto il rumore del post voto in Liguria e poi tutto il rumore di siamo a -7, a -7, c'è il countdown che impazza per le elezioni americane. Oggi ho il piacere di avere qui come ospite su Radio Libertà a Rumore Antonio Noto, che vedo collegato, direttore Istituto Demoscopico Noto Sondaggi. Benvenuto, ben trovato. Buonasera a tutti. Prego di alzare un tantino la voce perché altrimenti non riusciamo. Forse mi sente meglio adesso? Benissimo, ora il bello della diretta è sempre meglio avere il microfono vicino. E ben ritrovata Graziella Giangiulio, esperta e analista geopolitica. Buonasera a tutti, bentrovati. Clima molto rumoroso del post elezioni, abbiamo trascorso una notte molto intensa, molto fitta, non è vero Antonio Noto? Com'è andata? Beh, per noi è andata bene, rispetto al nostro lavoro è andata bene, indipendentemente da chi vince, noi non esprimiamo ovviamente giudizi. Certo, su ma chi insomma vince. c'è stato un bel da fare. Allora, sì. Tutto secondo le previsioni, Bucci, faccio un piccolo riepilogo, un piccolo recap da sindaco di Genova.
da sindaco di Genova, diventa governatore della Liguria, e Orlando è quasi 10.000 voti, batte Orlando per quasi 10.000 voti. Quindi la sinistra è il primo partito, ma perde di misura, e volano, Antonio Noto, gli stracci tra Conte e Renzi, di nuovo scintille. Ma che succede? Più veti che voti? E poi subito devo farle una domanda. Questo effetto presunto mediatico, questa attesa, questo enfasi sul report mediatico, no? E quindi questo countdown per dire no, insomma, un dossieraggio ad urne aperte, se ne è molto parlato, ha fatto proprio molto rumore. Alla fine ha contato o non ha contato? Pare di no, perché il voto poi ha parlato chiaramente. Cioè, questi casi contano, non contano, o tanto rumore per nulla? Allora, non contano, lo possiamo dire, con ragion di causa, nel senso che noi abbiamo monitorato l'andamento delle elezioni in Liguria, nelle ultime 8 settimane, e non abbiamo registrato differenze sostanzialmente negli ultimi giorni, quando c'era un po' l'attesa verso report, e poi nel lunedì, che sarebbe la giornata del voto, dove, come dire, se ci fosse stato un effetto report avremmo dovuto trovare un incremento di Orlando. Invece nel nostro monitoraggio lunedì mattina abbiamo registrato addirittura un incremento di Bucci. Quindi non ha avuto impatto, bisogna dire, ma questo non è una novità per il centrodestra. Perché dico questo? Ricordiamoci anche un po' i tempi di Berlusconi. Berlusconi era forte nel momento in cui, diciamo, aveva inchieste Cercavano di giudiziarie, indebolirlo, accuse e diciamo. così via, certo, ma soprattutto perché l'elettorato del centrodestra è un elettorato molto fidelizzato, e in questi casi, diciamo, si genera un effetto opposto, si stringe ancora di più attorno ai propri partiti di riferimento, al centrodestra. Quindi l'elettorato del centrodestra percepisce ogni azione, comunicazione, servizi giornalistici o anche inchieste sul centrodestra come un attacco al centrodestra, e quindi reagisce motivandosi ad andare a votare, come è accaduto sostanzialmente in Liguria. Però ecco, io direi che Liguria, più che questo stiamo dicendo a livello nazionale, più che questo in Liguria non ha avuto impatto. Cioè, c'era parità già nelle settimane precedenti tra i due candidati, c'è stata parità per tutta la durata delle giornate, del giorno e mezzo elettorale, e appunto addirittura lunedì mattina abbiamo registrato un incremento di Bucci, quindi vuol dire Davvero curioso tutto questo, davvero significativo, direi. E non è avuto impatto, a quanto pare, neanche il presunto effetto negativo del ex governatore Toti, no? Beh, diciamo, quello in parte ha avuto impatto, cioè non ha avuto impatto sulla vittoria. È chiaro Ecco, in che questo senso, gli 8.000 voti di differenza di Bucci su Orlando pesano molto di più politicamente che in valori assoluti, no? Cioè, nel senso che politicamente pesa la vittoria. È chiaro, il centrodestra comunque è diminuito di 8 punti in percentuale rispetto al 2020, quindi è chiaro che una parte, diciamo, qualcosa ha influito. Ecco, vedendo un po' il voto della città di Genova, dove ha vinto Orlando, ecco, secondo me non è che ha vinto Orlando, cioè il voto a Orlando non è stato un voto di punizione nei confronti di Bucci, ma nelle grandi città c'è molto spesso un voto di opinione, no? Un voto più sganciato dall'appartenenza politica. Ecco, e questo elettorato, che in teoria era un potenziale elettorato di Bucci, non è che ha votato Orlando, non è andato a votare semplicemente, e quindi, mancando quei voti a Bucci, Orlando nella città di Genova ha superato Bucci. Però ripeto, ecco, questo forse è stato un po' l'impatto della vicenda Toti, però non è stato un impatto così elevato da portare poi alla sconfitta al centrodestra. Perfetto, chiarissimo. E adesso però andiamo subito in America, perché siamo a -7, no? Siamo al countdown proprio. Diciamo che il quadretto è assai rumoroso e assai incandescente. Donald Trump ha fatto il suo show al Square Garden di New York, casa sua, no? E ha accusato Kamala Harris, ha detto l'anticristo addirittura, e ha promesso di liberare il suo popolo, perché qua ci sono due popoli, quello di Trump e quello di Kamala.
riferendosi al suo, ha detto vi libererò dagli immigrati, mentre Kamala Harris punta sull'effetto delle star. Sarebbe annunciata anche Taylor Swift, la famosa cantante che sappiamo che economicamente e anche elettoralmente riesce a spostare messe di voti, e poi lei mi dirà perché. Dopodiché c'è un grande scontro in America perché c'è anche questo monumento, leggevo una curiosità, qualcosa che fa ridere ma che fa anche riflettere, questo a Washington dove è attesa Kamala Harris, è atteso il discorso di Kamala, di fronte al Campidoglio c'è questa statua di escrementi, no? Questo bronzo dedicato a Trump, e l'opera rappresenta la scrivania dell'ex speaker Pelosi per ricordare il famoso assalto a Capitol Hill. Ecco, questo è il clima, per dire. Poi c'è un'altra notizia che colpisce, il Washington Post, cioè il Washington Post che non si schiera, non fa endorsement per nessuno dei due candidati. Ecco, che campagna elettorale è? E poi adesso sentiamo anche Graziella naturalmente, secondo il modello di Decision Desk, Trump in queste ore, lei me lo confermerà o me lo smetterà, sarebbe al 52%. Allora, prima di tutto devo dire, perché poi il giorno dopo delle elezioni americane si innesca sempre le polemiche sui sondaggi che non sono stati precisi. Allora, il problema è come interpretare i sondaggi in America, perché c'è un sistema elettorale tale che per poter diciamo avere dei sondaggi rappresentativi si dovrebbe fare un sondaggio in ognuno dei 50 stati. La qualcosa è proibitivo economicamente anche a Trump. Quindi, perché ovviamente lì vale un po' la regola dell'asso piglia tutto, no? Il partito che vince in quello Stato prende tutti i deputati assegnati a quello Stato. Ecco, i sondaggi che noi vediamo sono i sondaggi puramente proporzionali, vale a dire c'è un consenso al candidato A del 48%, un consenso, anzi là non si vota neanche il candidato, si vota il partito, no? C'è il consenso al partito B del 52%, ma non vuol dire niente in termini di assegnazione poi dei grandi elettori che saranno eletti. Per cui suggerisco, potrà vincere Trump, potrà vincere la sua concorrente. In realtà, diciamo, i sondaggi, qualsiasi risultato sia, non sono in linea con non sono una previsione elettorale, perché il sistema elettorale negli Stati Uniti si basa su un concetto completamente diverso. Quindi questi sondaggi, come dire, possono un po' darci l'idea del sentiment, ecco, ma sicuramente non del voto e non di chi vince e chi perde. Ecco. E qual è il sentiment in questo momento, secondo lei? Qual è la percezione degli americani? Noi siamo lontani, quindi diciamo è un po' filtrato tutto questo. Allora, Lei cosa pensa? io registro due cose, che da una parte diciamo c'è comunque indecisione, perché comunque sia appunto, anche se si tratta di sentiment e non di come dire, non di peso elettorale, effettivamente come dire, i due candidati stanno già ai tempi supplementari per capire chi vince, no? Quindi non sarà una vittoria scontata, questo sicuramente. L'altra cosa che ho registrato, che la campagna elettorale in America è molto più dura della campagna elettorale italiana, in Italia, però nella campagna elettorale in America abbiamo visto non entra in campo la magistratura, non entrano in campo lobbisti, no? Per quanto poi l'America è un po' la patria, ma ufficialmente, delle lobby, no? In un certo senso entrano anche meno in campo i giornali, no? Quindi c'è più uno scontro diretto tra i due candidati che non uno scontro collaterale degli apparati che invece, come dire, appoggiano i candidati. Faccio una certo battuta, è meno avvelenata che in Italia, mi sta dicendo? In un certo senso? Allora, paradossalmente, vedendola così, è più avvelenata che in Italia. Cioè, in America abbiamo visto anche gli incontri, si fanno accuse così dure che probabilmente neanche i due politici più rissosi in Italia si farebbero reciprocamente. Ecco, quindi è molto dura da questo punto di vista. Però in Italia c'è qualcosa di più, no? Cioè, diciamo, alla fine il conflitto... In Italia, ad esempio, un'altra cosa che io non condivido, insomma, che non ci sono i confronti tra i candidati, no? L'America si basa sui confronti degli candidati. Biden si è dovuto dimettere dopo il confronto
con Trump, no? Per cui il confronto col candidato è una cosa importante, essenziale e può determinare anche l'esito di queste elezioni, insomma, ecco, cosa che in Italia invece non c'è. Ogni candidato parla con sé e si evita il confronto con gli altri. Quindi è tutta un'altra campagna, poi possiamo dire migliore, peggiore, non lo È tutta sappiamo. un'altra storia, È una tutta storia un'altra storia, americana. quindi è difficile codificarla con le variabili che noi utilizziamo in Italia. Sicuramente è una campagna molto rissosa. Graziella, quanti abbonamenti sono stati disdetti oggi al Washington Post? So che tu hai tante notizie curiose e anche simpatiche che sono poi la spia, vediamo anche con Antonio Noto, di quello che è il sentiment americano. Dici questo e poi dici qualcos'altro. Allora, 200.000 sono stati gli abbonamenti disdetti al Washington Post. Ma perché, scusami, perché il Washington Post non si è schierato? Esattamente, diciamo chi sono gli abbonati Democrat che visto che non si sono schierati con Quindi Kamala diciamo, Harris, scusami se ti sono interrompo, il non divisi. schierarsi e rigiro subito ad Antonio Noto non paga. Non schierarsi non paga mai fondamentalmente, poi soprattutto in America dove diciamo bisogna schierarsi e bisogna schierarsi anche pubblicamente, no? Cioè mentre in Italia è diventato sempre più complicato finanziare le campagne elettorali, in America è un valore finanziare la campagna elettorale, no? Cioè mentre in Italia è un reato favorire a chi è finanziato la campagna elettorale, chi finanzia la campagna elettorale dei candidati poi può diventare ambasciatore, quindi voglio dire è una logica completamente diversa dalla nostra. Graziella, scusami se ti ho interrotto, ma quindi schierarsi non paga? Mi interessava subito un riflesso del sondaggista. Intanto vorrei aggiungere che altri 2 giornali hanno fatto questa scelta, che sono USA Today e il Los Angeles Times. Ma secondo me io dietro a questo ci vedo un sostegno indiretto a Kamala Harris, perché purtroppo a livello mediatico ultimamente non sta andando benissimo Kamala Harris, sta facendo delle gaffe. In uno dei suoi ultimi dibattiti, per esempio, ha invitato i suoi sostenitori a cantare, scusate, e a dire il loro nome e c'è stato il vuoto assoluto, il silenzio assoluto e nessuno sapeva un po' come riprendere questa debacle. Quindi ci vedo in questa scelta dei giornali americani anche un modo per non dover intervenire, diciamo, contro Kamala Harris, visto che non la possono sostenere, ma così dicendo io non prendo le parti di nessuno, non parlo nemmeno male di nessuno. Diciamo che quello che si riscontra a livello, diciamo, proprio parliamo di popolo americano, appunto non di elite, e che in un certo senso le elite stavano tanto cercando di sostenere Kamala che poi un po' alla volta ha perso diciamo potere. Poi abbiamo visto man mano Musk che si è schierato con Trump, abbiamo visto dei grandi sostenitori togliere il sostegno a Kamala Harris e poi arrivare anche personaggi anche discussi ma che piacciono tanto tra virgolette ai nazionalisti quelli che i nazional popolari americani, diciamo, non possiamo per capirci, diciamo, come linguaggio anche in Italia. E quindi abbiamo visto Mel Gibson che ha parlato in favore di Trump e poi abbiamo visto i leader del wrestling americano, che a noi ci fa anche un po' ridere scendere in campo per Trump. Però queste sono tutte cose che al popolo americano piacciono. Però va detto questo che è un po' strano, che per esempio i musulmani americani hanno detto che sono più favorevoli a Trump nonostante i suoi discorsi conclamati contro le migrazioni e tutti, perché lui ha detto che dirà che si schiera per no alla guerra. E Kamala Harris invece è in difficoltà perché non si può pronunciare contro nessuno, perché lei dice di avere origini di un certo tipo, comunque i democrat hanno sempre sostenuto certe istanze, quindi si trova nella possibilità del non poter parlare, quindi togliere sostegno, cioè dire io non sostengo nessun candidato, forse implicitamente, non voglio dire che è una furbata, però ci vedo un po' lo zampino del così. Ci vedi qualcosa di diverso. Sì. Che ne pensa? È così? C'è un sotterraneo sostegno a Kamala e poi questo fatto che citava Graziella dei musulmani che vanno, diciamo, verso Trump. Curioso, no? Può fare la differenza? È così?
Sì, è curioso, ma lo spiegava bene prima, nel senso che comunque sia c'è un problema del Medio Oriente, c'è un problema di musulmani, cioè i musulmani che sono in America hanno aperenti comunque le zone di provenienza, quindi c'è una preoccupazione, quindi avere un presidente che comunica, che poi farà di tutto per fare in modo che i musulmani non continuino a essere i nemici dell'Occidente, ecco, questo probabilmente li tranquillizza. Poi chiaro, cioè pure nei vari mondi poi c'è sempre chi appoggia Harris e chi appoggia Trump, però voglio dire, evidentemente Trump ha creato una comunicazione strategica rispetto a questo popolo, insomma, quindi sicuramente può avere diciamo impatto da un punto di vista comunicativo. Guardi, io penso che questa volta diciamo negli Stati Uniti possa un po' cadere lo steccato che appunto le persone di colore votano Harris, le persone di colore votano a sinistra, il proletariato vota a sinistra, le fabbriche votano a sinistra, perché è Trump che fa la differenza. Questo l'abbiamo già registrato sia quando Trump è stato eletto che quando Trump non è stato eletto, ma i blocchi sociali, ecco, si sono mossi in maniera completamente diversa tra democratici e repubblicani. C'è stato, come dire, una contaminazione, alcuni blocchi sociali che si pensava votassero i democratici hanno votato i repubblicani e così viceversa, no? Per esempio la borghesia, l'alta borghesia pare che stia appoggiando più i democratici che non invece i repubblicani, quindi invece diciamo la connotazione dovrebbe essere più verso i repubblicani che non verso i democratici, quindi quegli steccati che erano validi una volta con Trump, ecco, si stanno un poco rivedendo, ecco, non dobbiamo dare per scontato tutto quello che è accaduto gli altri anni. Mai dare nulla per scontato con Trump, insomma, pare di capire. E come diceva lei, molto interessante il proletariato per chi vota, la borghesia per chi vota, perché è sempre quello il tema, l'economia. E cito l'Economist di qualche giorno fa che diceva: abbiamo raggiunto in America un livello economico tale da fare invidia al mondo. È così? È vero, sì, l'America si è ripresa con l'inflazione e tutti i suoi problemi, ma c'è una frustrazione anche da parte dei consumatori molto... Questo non è vero, questo probabilmente è più un racconto che si vuole dare, perché Una poi tra l'altro narrazione. il tema della campagna elettorale, uno dei temi più importanti della campagna elettorale è proprio l'aumento dei prezzi, l'inflazione, l'economia e nessuno dice abbiamo superato il pericolo, ma tutti quanti dicono siamo nel pericolo, poi ognuno ha le sue ricette, no? C'è chi vuole diminuire gli stipendi, chi li vuole aumentare, chi vuole aumentare le tasse, ecco, però diciamo questo è un tema forte della campagna elettorale, quindi vuol dire che quella crisi economica è ancora forte. Ecco, e qui mi riaggancio anche un po' al titolo di un suo libro che per me è molto importante perché lei ha scritto un libro edito da Rubettino, Chi ha cambiato l'Italia, la politica o l'economia? E uso questo titolo per esaminare la questione americana e poi andiamo in Italia. Chi ha cambiato l'America, la politica o l'economia? E secondo lei chi cambierà l'America, la politica o l'economia? In virtù del fatto che stiamo esaminando, cioè che c'è anche molta frustrazione da parte dei consumatori, no? Perché il consumatore, secondo gli ultimi report americani, non si sente assolutamente contento. Quindi diciamo è un po' quella dell'Economist, una visione idilliaca. Allora, il problema è che negli Stati Uniti sappiamo che il cambiamento della vita, il miglioramento della qualità della vita, i servizi è dovuto all'economia, perché lì c'è un rapporto diverso rispetto all'Italia tra economia e la politica. L'economia è soprattutto e l'economia gestisce anche la politica, interferisce anche la politica, interferisce nella scelta dei candidati, insomma, quindi però è palese, cioè non è una cosa sottobosco, insomma, è una cosa palese. Quindi, diciamo, negli Stati Uniti nessuno pensa che sia la politica
a influenzare l'economia o a influenzare il miglioramento della qualità della vita, ma tutti pensano il contrario, ossia l'economia a influenzare sia la politica che la qualità della vita. Nell'Occidente, ancora di più in Italia, invece, si pensa sempre che sia la politica che fa cambiare le cose. Nella realtà, appunto, come descrivo nel libro, la politica arriva sempre dopo e molto spesso neanche nella maniera perfetta per cambiare le cose. Gli stili di vita, le nuove, tutto ciò che hanno rappresentato la novità per i cittadini italiani non è stato generato dalla politica, ma è stato generato dal mondo business, è stato generato dall'economia. Poi la politica si è adattata, ma si adatta sempre dopo, quindi la politica non previene mai, non condiziona mai i cambiamenti, ma la politica si adatta a quelli che sono i cambiamenti già in corso. Perfetto, la politica si adatta. Graziella, che ne pensi di questo concetto? E poi da te vorrei capire quanto a pochi giorni dal voto il Medio Oriente in fiamme può condizionare, e la non risolta questione del Medio Oriente può condizionare le elezioni americane, a favore di chi? Sintesi e velocità, perché siamo in chiusura. Allora, partiamo dalla fine, non influenzerà molto le elezioni americane, perché gli elettori americani, come si diceva, sono assolutamente, totalmente preoccupati per le loro tasche, hanno fatto diversi sondaggi, diverse indagini, hanno verificato che l'interesse numero uno è la salute e l'economia. Diciamo che l'America, se fosse un paese europeo, sarebbe a gamba all'aria, per usare un termine molto comune, perché il loro debito pubblico è triplicato negli ultimi anni. Gli unici a fare affari sono diciamo i venditori di armi, e quindi chiaramente questo è. Diciamo che Kamala Harris ha appoggiato Israele, ma anche no, perché comunque doveva difendere la parte palestinese, mentre Trump ha detto: se io entro in carica, la prima cosa che faccio, alzo il telefono e chiamo Putin, alzo il telefono e faccio ragionare Trump. Diciamo che vedremo cosa succederà. Hezbollah ha nominato un nuovo leader oggi, e quindi tutto il percorso che ha fatto Israele fino a questo momento di decapitare la parte di Hezbollah e di Hamas ha funzionato parzialmente. Cosa influenza l'America? Gli americani fanno i conti alla fine del mese, loro non hanno una previdenza sociale, ma hanno un'assicurazione privata, che quindi se hai il lavoro hai la previdenza, se hai il lavoro fai, se non hai il lavoro non fai. Quindi per loro è assolutamente, totalmente principale la questione economica. Poi naturalmente questo cambia a seconda dei ceti sociali, a seconda del tipo, del grado di istruzione, però insomma direi che l'economia in questo momento influenza tanto, anche perché, questo lo dico a livello mondiale, ci siamo abituati tutti in Occidente a certi tipi di comodità, e il fatto che qualcuno ti dica ci devi rinunciare in favore di qualcun altro non è così spontaneo, non è così automatico, quindi l'economia purtroppo o per fortuna governa il sistema. Ecco, sì. Andiamo a chiudere. Dice Graziella, gli americani fanno i conti alla fine del mese con il portafoglio. Anche in Italia facciamo tutti i conti con il nostro portafoglio. Il potere d'acquisto delle famiglie è molto diminuito, lo sappiamo. La crisi è stata, si va avanti, ma insomma la crisi c'è e pesa. E il fattore economico è quello che preoccupa più di tutti. Adesso volevo chiedere ad Antonio Noto, c'è una questione che io sto esaminando puntata dopo puntata nel primo blocco Pop Economia, il caso Stellantis. Anche lì gli operai, i lavoratori devono fare i conti con il portafogli alla fine del mese, molte volte un solo stipendio per sono monoreddito, un nucleo familiare lavora una sola persona. E c'è questo scontro molto forte tra la parte produttiva del paese e la dirigenza della ex Fiat. Quanto può incidere questo caso, che è un caso destinato purtroppo a crescere, a fare sempre più rumore, anche sulla politica e la vita e il sociale degli italiani? Questo influisce molto, no? Nel senso che cioè, paradossalmente nell'immaginario collettivo degli italiani il benessere del nostro paese è stato sempre in relazione all'andamento dell'allora Fiat, no? Oggi Stellantis. Quindi è un po' un parametro di comparazione, no? Per cui magari non è così, ma se si pensa che Stellantis, come dire, possa
non dico ovviamente chiudere, ma possa diminuire molto, diciamo, le sue produzioni e quindi licenziare, è chiaro che si innesca poi un pericolo a catena, perché pensiamo solamente all'indotto, no, che c'è, ma soprattutto anche un po' alla sfiducia che poi si può generare, diciamo, tra gli imprenditori. Quindi cioè, Fiat oggi Stellantis è un po' un'icona dell'imprenditoria, no? E quindi se dovessero continuare, diciamo, le questioni negative su Stellantis, questo diventerebbe a cascata un problema proprio per l'imprenditoria italiana. È caduta la linea, credo che Alessandra in questo momento non ci sia. E quindi io invece volevo parlare, per fare giusto il paragone, che in America in questo momento, per esempio, hanno il caso Boeing, che molto probabilmente per sopravvivere dovrà vendere una sua, diciamo, figlia, che è quella della parte aerospaziale, perché è iniziato proprio il blocco, diciamo, degli lavoratori, che durerà altre 5 settimane, nonostante una promessa di aumento del 35%, quindi paese che vai, purtroppo vertenze sindacali importanti che trovi. Boeing in America è, diciamo, un'azienda importantissima. Purtroppo però negli ultimi mesi ci ha fatto vedere incidenti che non era previsto per lei, diciamo, e per la carriera di Boeing di questi anni mostrare, quindi una grande difficoltà. Non so se Alessandra nel frattempo è ritornata con noi, altrimenti noi salutiamo i nostri ascoltatori. No, non risponde alle chiamate, Alessandra, non so, problemi con la linea. Allora noi ringraziamo Radio Libertà per averci ospitato. Io sono stata molto felice di incontrare il dottor Antonio Noto, buon lavoro, perché tra una settimana ne avremo da fare, spero di rivederla. Salutiamo Alessandra e un arrivederci a tutti e grazie a Radio Libertà. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Pop Economia.